Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com. Allora continuiamo la nostra scalata. Dove arriveremo non si sa. Di questo passo ci metteremo un po', anche perché mi sa che i bonus, qualcuno mi dice ma com'è che quando tu vinci i 50 punti io ne vinco solo 4 5? Perché nelle prime tot partite il punteggio incrementa più velocemente e allo stesso tempo quando perdi decrementa più velocemente. Altra domanda classica, vediamo se riesco a farla vedere. Qualcuno mi diceva ma com'è possibile che tu giochi col nero e muoio per primo? In realtà chess ti permette comunque, anche se sei il nero, di muovere i pezzi, quindi io a volte vado di pre-move, di mossa, però prima apre sempre il bianco, no? Quindi niente, volevo semplicemente rispondere a queste domande, ma adesso basta chiacchiere e giochiamo. Allora, avete visto, non sono un lampista eccezionale, anzi ci metto fin troppo tempo a ragionare, quindi l'obiettivo di oggi è essere velocissimo, non per forza cercare la mossa migliore, il tatticismo migliore, ma accontentiamoci di una mossa buona. Quindi questo saranno come si dice, i buoni propositi per questa sequenza di partite. Spero di giocare almeno per mezz'ora di fila. E quindi andiamo. Siamo arrivati a 1200. Quando è che siamo arrivati a 1200? 1200 spaccati? Wow, che emozione ragazzi, via. Contro Shandu. Cercherò di dire meno cavolate possibile perché sembrerà, ma ragazzi, ma fare trash talking occupa grande parte della RAM, della propria RAM mentale. E quindi io sono qui a trash talkizzare, dico le cavolate e poi non vedo le mosse, capito? Capito come va a finire? Quindi è una grande fregatura. Quindi cerchiamo di essere belli concentrati. Come fa Nakamura? Non parla mai, non dice mai nulla. Ok, questa è servita su un piatto d'argento però, eh. Questa è servita su un piatto d'argento. Adesso pian pianino, ma proprio con la massima tranquillità andiamo a portare un attacco, ma tranquilli. L'importante è essere tranquilli. Ecco, Cristian mi ha detto di non perdere troppo tempo. Tu sei proprio il re dei buoni propositi. Ok, ok. Mettiamo la donna qui. Presumo che tu voglia papparti il pedoncino. Posso anche catturare di donna, a dire il vero, eh. A dire il vero posso anche pappare di donna ed è quello che farò. Solitamente avrei pappato di pedone, ma questa volta di donna mi piaceva particolarmente. Ok, cavallo qui, tac, tac, cavallo qui, diventa pericoloso, motivo per cui, tac, tac, cavallo qui, sì, 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 allora, pensa, prima di muovere, pensa. Ok, c'è anche questa bellissima spinta, mi attacco qui, ok, la facciamo così, una cosa bella bella. Facciamo così. Intanto facciamo così. Che è sempre, sempre cosa buona e giusta, ragazzi. H3, no, non è vero, non è sempre. Dipende da ogni singola situazione. Notare già il tempo. Il mio avversario ha impiegato 30 minuti, 30 secondi, volevo dire. Ok. Adesso l'altro cavallo lo metterà in F6, giustamente, cavallo di 2. Ah, mossa così proprio suicida. Ok, vediamo un po' come giocarcela qui. Direi che questa a questa ora può andare bene. Tac, tac. Cavallo lì è un po' aggressivo. Abbiamo detto che non dobbiamo cercare per forza i mossoni, facciamo mosse, accontentiamoci di mosse buone, per cortesia. Alle mossone le lasciamo ai GM, giusto? Ok, te ti facciamo così. Adesso chiudiamo bene questa spinta qui e poi per il resto si gioca. Possiamo giocare anche F4 anche se crea debolezza sulla casa qui. Però l'importante è che impediamo adesso questa spinta. Con questa cavallo qui, beh, questa già onestamente mi piace. Impediamo, ok, e ti gioco questa così supporto
Ok, cavallo alfiere in A6, cattura qui, torre in E1 e fin qui è tutto ok. Tra l'altro ora c'è questa debolezza su questo pedone, il cavallo può andare qui. Allora, adesso ci vediamo un po' di mossettine che ci possono andare bene. Tra l'altro il mio alfiere è potentissimo, potentissimo. Tu, che muovi la donna a zonzo, hai per caso brutte intenzioni? No, perché se hai brutte intenzioni ti prego di dirmele, ti prego di dirmele, perché sono una persona estremamente sensibile e potrei risentirne, potrei risentirne. Vediamo se riusciamo a spingere questo pedoncino fino a qui. Devo darti l'alfiere e te lo darò. Te lo darò. Attenzione al time, attenzione al time. Spiego, non uccidere il good time. Allora, sì, va bene, credo che vada bene. Alfiere è qui. E credo che vada bene anche addirittura venire qui. Boh, poi ragioneremo bene quando avremo più tempo. Ma per ora va bene così. Per ora va bene così. E 4 adesso è una bella mossa. Seguirà alfiere C6. Oddio, non so se è proprio bella. Ok. Mettiamolo qui. Va bene. E 4. Facciamoci il premuvone sul pedone. Anzi, niente premove perché mi distrae la concentrazione. E devo fare attenzione al tempo. Sono 2 minuti sotto, ragazzi. 2 minuti sotto. 2 minuti sotto. Ok. Potrei fare una cosa così. Una cosa di questo tipo. Ok, è mossa giusta. È mossa giusta. Adesso posso entrare in settima. Ah, hai fatto questa. Ma sei un furfante, sei. Sei un furfante. Sei un vero furfante. Mi costringe a fare questa. Posso spingere. Però ti prendi una bella casa qui, amico mio. Ti prendi una bella casa. Ti prendi una bella casetta. Basta, devo muovere stra in fretta. Stra in fretta. Va bene. Donna su case scure. Tutta la vita. Ok, caro Alfieretto, è il tuo momento, è il tuo momento. Ok. Ok, vediamo un po' cosa vuole fare questa donna. Intanto i 21 secondi si lasciano sempre, parlano sempre da soli. In effetti forse... Tanto questa casa è controllata dal mio alfiere, un bello scacco così. Sì, questa mossa è stata un po' inutile. È stata un po' inutile. Spingo. Spingo. Alfiere. Poi c'è questo. C'è alfiere qui. Ok, adesso posso fare anche una scopertina, una scoperta. Posso fare anche una scoperta, alfiere qui. Posso farla.
posso farlo. Tra l'altro c'era anche lo scacco qui di donna, però prima me la devo giocare bene. Prima me la devo giocare bene. Scacco di donna. Prima me la devo giocare bene. Tac, spingo il pedone. Alfiere qui, alla prossima. 9 secondi. Muoviti, Cristian, muoviti. Perché non ti muovi? Perché non ti muovi? C'è questa, c'è la spinta qui. Ok, scacco, donna sul... Oh, mamma mia! Mamma mia! Vista brutta anche questa. Ma perché? Devo ridurmi a 4 secondi. Posso muovere velocemente? Posso muovere? Che qui crepo di infarto a 30 anni. Posso muovere velocemente. Guardate, premuvone. Premuvone. Ok. Solito errore. Quindi anche a 1200 l'errore continua. A 6 per evitare sta roba qui. Ok, ok, ok. Vuoi spingere? Vuoi spingere? Premuvo sul cavallo, così, a gratis, come si dice dalle mie parti. Ok. Va bene. Questa partita mi sembra di averla già giocata, onestamente. Alfiere, vabbè, sviluppiamoci prima. Prima è sempre buona norma, poi in futuro giocheremo alfiere qui, cambiando l'alfiere, ok, cambierà l'alfiere. Giocheremo una partita senza alfieri, questo era chiaro, l'avevamo già capito da tempo e tempo. Potrei anche... tu vuoi fare l'arrocco lungo, ecco cosa vuoi fare. Vuoi fare l'arrocco lungo, vediamo se riesco a trovare il modo di impedirtelo. Beh, intanto un arrocco corto, così, di ignoranza e prepotenza. Ah, e vedi? Vedi che alla fine non si conoscono mai i propri polli. Ecco, qui l'altra volta... Adesso giochiamo torre qui per spingere qua. Oppure possiamo giocare donna qui. Che è carina, Donna qui è carina, anche perché la donna non penso che abbia delle case migliori. Sempre se lui non venga qui. È quello il problema, il vero problema. Vieni qui, alfiere qui, cavallo qui. Ok, allora, se spingo, tac, 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 spingo, cioè può mettere la torre qua. Vabbè dai, intanto giochiamo, sono qui. Non ci si muove più, ma neanche... c'è questa che è buona. Ok, questa invece è buona per me. Via, senza alfieri, così, di cattiveria, di totale cattiveria, giocheremo senza alfieri. Cavallo sospeso che potrebbe essere molto interessante. Questo pedone rimane debole. Ok, allora iniziamo a fare pressione su questo cavallo. Dopodiché cattura alfiere e l'alfiere ci avrà questa diagonale con questo cavallo. Ah, vabbè, allora ti faccio questa. Ti faccio direttamente questa, guadagno un pedone. E tac. E questa ti era sfuggita. No, attenzione! Ah sì, posso catturare col pedone. Questo cavallo è inchiodato. Caccia al cavallo, ragazzi. Sono lento ma ho un po' di materiale in più questa volta. Un po' di materiale in più. Ok, c'è un po' di pressione qui, la possiamo togliere o ce la possiamo tenere, dipende come ci piace. Potrei catturare qui. Sì, catturo qui onestamente. Catturo di pedone, sto benissimo.
Premove di pedone. Premove di pedone. Premovozzo di pedone. Ok, questo pedone, ragazzi, guardate i miei pedoni che controllano tutte queste case. Addios, cavallo, come direbbe Cannavacciuolo. Addios. Dai, dai, che dopo mi sa che non faccio in tempo a farne una sola. Ok, mi sembra assolutamente corretto da parte tua. Io posso continuare a scambiare. Scambio. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Non so se è la mossa migliore. Questo alfiere qui sospeso non è che mi fa dormire proprio sonni tranquillissimi, a dire la verità. Vabbè, dai. Metterò la torre qui per attaccare qui. Dovrò fare una mossa difensiva. Ok. Questa mi va ancora bene. Alfiere controlla le case scure. Ok, in futuro possono esserci sacrifici qui, ricordiamoci. Ma così mi inviti a nozze, ragazzi. Quando si è in vantaggio di materiale bisogna cambiare materiale, bisogna cambiare i pezzi. Il mio re ha una via di fuga eccezionale. Adesso c'è un doppio attacco qui, se difende qui diventa triplo attacco. Ok, beh, se cambi i pezzi mi fai un piacere. Mi fa un piacere se cambiamo i pezzi. Ok, adesso li cambio io però. Scacco, cambio di torre. In premove. Premove vuol dire muovere prima della propria mossa. Scacco di donna, anzi scacco qui, così teniamo anche la torre e proteggiamo questo punto. Ok, ok. Mi sembra giusto, mi sembra assolutamente onesto. Adesso bisogna cambiare le donne, perché se togli la donna ti becchi il matto. Quindi faccio un premove di torre. L'ho fatta, ragazzi! Mai fare queste mosse. Bam. Ok. È andata. Andiamo, viaggiamo per i 1300, viaggiamo per i 1300. Ultima, speriamo di far veloce, che è un impegno fra poco. E... ok, se tu fianchetti sull'ala di donna, fianchetto anch'io e siamo tutti felici e contenti. Ma l'alfiere non te lo do col cavolo. Ok. DN Training si è disconnesso, perderà per ritiro. No, c'è la connessione debole, utente non collegato. Amico mio, se vuoi facciamo patta. Sappi che mi costa tanta fatica. Vuoi finire che ti cambio l'alfiere? Maledetto. Maledetto, va a finire che ti cambio... sì. Alla fine sì. Si è disconnesso ancora. Cazzarola. Si è ricollegato. In realtà sono tutti trucchi psicologici. Se catturo di pedone, c'è una bella catena pedonale, ma anche così in realtà non mi dispiace. Anche così in realtà non mi dispiace. Solo che se catturo di cavallo, poi c'è questo alfiere che punta qui. Ok. Ok. Sì, mi sembra una mossa assolutamente corretta. E adesso ti faccio questa. Se mi catturi mi sviluppi il cavallo, se metti il cavallo qui ti prendi l'impedonatura. Va bene ragazzi, continuate così. Ok, se ora spingi gioco cavallo di 7. No, in realtà non di 7, in realtà spingo il pedone. Cavallo di 7. Basta disconnetterti, allora. Dove vivi? Ok, c'è questa.
Tac. Cavallo insidioso, minaccioso. Attenzione, poteva catturare. Attenzione, attacchi ragazzi, attacchi diretti sull'ala di donna. Ok, il cavallo qui è sempre ottimo per difendere. E niente, si continua a disconnettere, mi spiace. DNA 4 training, mi dispiace. Bella. Ma sappi che a furia di fare il figo perderai. Perché? Te lo dico subito. Perché? Perché questa va qua. Hai capito? Hai capito che mosse che trova l'amico? No! Ho fatto Rocco Lungo. No, ragazzi. Cioè me l'ha mossa in automatico. Vabbè, penso sia anche una mossa buona, ma non volevo farla. Allora, posso non cliccare più a caso? Non volevo fare la Rocco Lungo. Non è male, tutto sommato non è male, però anzi se cattura qui l'alfiere catturo, c'è questa cazzarola, ma chi lo voleva fare sto Rocco Lungo? Chi lo voleva fare? Posso non muovere più a caso? Posso cliccare muovendo le cose? Come ho fatto a fare la Rocco Lungo? Cosa ho cliccato? Boh, non si sa. Ah, sti scacchi online sono sempre più complessi, sempre più complessi. Come ho fatto a farla Rocco Lungo prima? Ah, perdevo un pezzo prima. Vabbè, l'importante è non vederle queste mosse. E questo è la vera importanza. Allora, adesso diciamo che questo cavallo mi ha un po' rotto le balls. Cattura, dai, cattura. Potrei anche forzarti, no, non forzo nulla. Però questa te la gioco. Questa te la gioco perché con questo cavallo veramente stiamo esagerando. E quando si esagera poi succede quello che deve succedere. Succede quello che deve succedere. Allora, partita di cavalli, ragazzi. Partita di cavalli. Il mio avversario si continua a disconnettere, probabilmente abiterà. Dove abita qui? Cos'è? Grecia. Ah, magari a Santorini, sotto a noce di cocco, sotto, proprio sotto. Ok, vuoi puntare sul mio cavallo? E tu pensi che io ti lasci puntare col mio cavallo, ma... Ok, caro cavallo. Cacio cavallo. Cacio cavallo. È il momento di fare questa. E alla prossima questa. Sì. Poi la prossima si va con l'altro cavallo. Premuvizziamoci, ragazzi. Comunque l'inventore del premove rimane sempre il mio idolo. Cioè, se tornassi indietro nel tempo, ci sarebbe qualcuno che vorresti conoscere? Sì, l'inventore del premove. È il mio idolo. Ragazzi, attenzione, prima volta che sono in vantaggio di tempo rispetto al mio avversario, semplicemente perché lui si sta continuando a disconnettere. C'è questa, me l'ha fatta, ragazzi, me l'ha fatta. Attenzione, sotto di materiale potrebbe essere un vero problema, Vuole cambiare i pezzi l'amico Fritz, li vuole cambiare e noi non li cambieremo. Però se la metto su sta colonna qui, certo che la cambiamo la torre. Vuole cambiare i pezzi l'amico, avete capito? Avete capito i suoi piani malefici? Vuole cambiare i pezzi. Dai che se spingo il pedone mettiamo il cavallo qui e lo sosteniamo in qualche modo, assolutamente, anche se la donna minaccia di entrare in settima, no, non si può fare. C'è la donna qui, minaccia qui e minaccia qui. Attenzione. Ok, finché giochi queste mosse mi va assolutamente bene. Sotto di materiale, mamma mia, che situation.
Che situation, sta torre totalmente inutilizzata, il cavallo altrettanto. Ottimo, mi sembra una situazione in cui chi non vorrebbe trovarsi almeno una volta in questa situazione, ragazzi? Chi? Torre, per cortesia, iniziamo a farci valere i nostri diritti. Altra mossona, ragazzi, altra mossona, l'ha vista. E qui attimi di panico, sì, questa mossa, credo. Altra mossona, ragazzi, altra mossona da parte del mio avversario. Bravo, stai giocando bene, stai giocando bene, stai giocando bene. Vabbè, tanto non c'è nessun problema qui. Qui vediamo se riesco a ottenere un bel perpetuello. Ma bastava che spostassi il re. Patta. Mamma mia, che cosa ho rischiato! Che cosa ho rischiato? Certo, certo, rivincita, per forza, per forza. Assolutamente, assolutamente. Allora, tu hai questa tua difesina, adesso così. Di la verità, un po' ti è piaciuta. Di la verità che un po' ti è piaciuta. Dillo. Ok. Ok. Allora, adesso mi sembra il momento di fare mosse più concrete. Ah, già che tu hai problemi di connessione. Ah, ecco svelato l'arcano mistero. Ecco svelato l'arcano mistero. L'arcangelo mistero. Ok. Ok, e questo cavallo direi che è abbastanza paralizzato. Adesso vediamo come te la vuoi giocare. Vediamo come te la vuoi giocare. Se spingi, si crea un buco qui che lo prendo subito con l'alfiere. Ok. Donna C2, spingi. Donna, cavallo, cavallo. Probabilmente è la mossa corretta. Tu vuoi uscire così con la donna, però finché esci lì con la donna. Ah, c'è questa. C'è questa che io ti gioco questa e poi ti gioco quest'altra. Ok, c'è prima lo scacco intermedio, che non fa mai male. Poi ti gioco questa. Poi c'è la cattura qui adesso. Cattura qui, scacco di donna. Ai 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 ai. Da tira 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 di ti tam, pam pam pim pam pam. Scacco, mette avanti il cavallo, cattura. Boh, vediamo come va ad evolversi la situation. E io metto la donna qui. Tu tornerai col cavallo qui. A parte che c'è questo bellissimo scacco. Allora, prima devo giocarmela bene. Devo giocarmela bene. Donna qui. Donna qui. Az, non aveva visto il cavallo, mi sa. Vabbè, questa è persa purtroppo. Scacco. Ok,
Ok, vabbè, direi che si potrebbe anche abbandonare questa, direi. Valoroso fino alla fine. Valoroso fino alla fine, giusto, giusto, bisogna essere assolutamente valorosi, ragazzi, fino alla fine. Fino alla fine. Secondo me cerca la patta. Mamma mia, prima che partitona. Prima ha giocato bene. Ha giocato bene. Quando si gioca bene bisogna riconoscerlo, ragazzi. Bisogna assolutamente riconoscerlo. Allora, vediamo. Ok, abbandonato. Mi spiace, ok. Non posso più fare partite perché devo andare. Noi continuiamo la prossima volta. Mamma mia, rifiuto. Continuiamo la prossima volta, ragazzi. Mamma mia, che partitaccia prima. Se la posso analizzare? Fammi vedere se la posso analizzare. Vabbè, poi la faccio da solo. Ragazzi, al prossimo incontro. Vai, vai, che si arriva a 1300. Si arriva a 1300. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!